Eder. Mech. Pallister. Che tipi di lesioni ha esattamente Liliana? Sono lesioni avvenute in vita. Se fosse una caduta accidentale, noi su Liliana dovremmo avere dei dati che invece sono assenti, cioè le mani dovrebbero essere sporche. Passando ai vestiti, anche questi dovrebbero essere sporchi. Ma ricordo che fu sorpresa di tutti al secondo o terzo incontro alla medicina legale, quando tirammo fuori dalla busta i vestiti, sembravano veramente i pantaloni usciti di tintoria. Stirati, puliti, non avevano una macchia. Nella nostra ipotesi c'è stata una colluttazione. Abbiamo una presenza massiccia di edera, si notano dei particolari interessanti. Non c'è stress di questo manto, di questa superficie vegetale, dove appunto era stato rimosso il giorno prima il corpo di Liliana, e non c'è crisi cromatica, è verde. Non hai mai creduto al suicidio? Assolutamente. Intanto perché mi permetto di dire che conoscevo Liliana. Certo, non la conoscevo profondamente, ma era comunque una persona positiva, una persona che comunque voleva vivere, voleva stare bene, come tutte le persone. Non l'ho mai conosciuta, non so, ma neanche mai arrabbiata. Sicuramente le posso garantire che riservata era tanto e purtroppo in questo caso è risultato un grande difetto. Lilli è stata picchiata? Ma per dire la verità cosa sta emergendo non lo so. Secondo me assolutamente sì. Ma perché mi dovete spiegare, io ragiono da cittadina, da vicina di casa, da amica, tutto quello che vuole. Ma questa donna non si doveva, mettiamo suicidare, va anche bene, ma perché deve avere queste tumefazioni? Il corpo non è rimasto lì. Io avevo detto sin dall'inizio agli inquirenti che per quanto mi riguarda lei è salita in macchina con qualcuno che conosceva, assolutamente è salita in macchina. Però doveva conoscerlo. Liliana non era una persona che saliva con uno sconosciuto, assolutamente. Quindi è salita, c'è stato questo, come hanno detto il dottor Barisani, il tergo, però posso dire con una tumefazione alla palpebra, macchia ematica, c'è l'infiltrazione emorragica che non so se avete visto che l'operatore della scientifica dice una sepa e da noi a Trieste una sepa si intende un bel trauma, non è una bottina, è una bottona, ecco. Sicuramente queste lesività, a nostro avviso, non sono compatibili, come diceva Fabiola Giusti, con una caduta accidentale, anche perché effettivamente gli indumenti di Liliana erano pulitissimi, cioè non c'è traccia di terriccio, residui vegetali, schegge di legno, non c'è nulla. Noi riteniamo che sicuramente Liliana è stata interessata da un alterco, comunque da un litigio, e quelle lesività non sono mortali, però poi consegue la morte appunto a quelle lesività. Comincerei col dire, e penso che qua finora siamo tutti d'accordo, che quel corpo minimo è stato occultato. Prima cosa, secondo il mio punto di vista misero. Ma io non è che dico che è stato Sebastiano, sia ben chiaro. Come ha detto l'avvocato Gentile, è un delitto di prossimità, quindi questo è pacifico. L'unica cosa che lei sta dicendo è che lui è stato controllato. Ma come non era marcato come Maradona da Claudio Gentile ai mondiali del 1982? Non aveva tutti i fari su di sé? Quali fari, scusatemi, che fino al 23 dicembre, se non c'era per l'altra trasmissione del giornalista che è venuto a ritirare e dire signori i telefoni sono qua, eravamo tutti allo sbando. Parliamoci chiaro, signori. Ecco, la verità è questa. Fino al 23 dicembre nessuno si è mosso. Lo sappiamo benissimo, Sebastiano, ma giustamente io non sono né inquirenti né nessuno, lui ha una scopertura di 3 ore. Poi adesso sta emergendo sulla GoPro che i filmini non sono così perfetti come lui li ha dichiarati. Sono filmini che lui ha volontariamente consegnato agli inquirenti, ma non sono gli originali della GoPro. Aspettiamo la perizia informatica perché il signor Sebastiano che dice assolutamente io non ho toccato i telefoni. Guardi, ho trovato io che il giorno 6 dicembre Liliana fa una telefonata alla sua amica alla regione. Chissà come, il giorno 14 il signor Sebastiano che non ha toccato assolutamente i telefoni fa la stessa scaletta con i numeri anche sbagliati della cronologia di Liliana
tutti quelli che ha fatto Liliana il giorno 6, lui li rifà, che sarebbero dell'amica ex collega Ilaria, quella che poi dirà a Sit, telefonando a Sebastiano nei giorni successivi, che dirà che lui le ha detto che praticamente lei è uscita con il portafoglio, che ha lasciato solo la carta di credito a casa. A parte che non ho mai sentito in nessun fascicolo parlare della carta di credito dove è sparita. Non è mai emerso dove è finita sta carta di credito, logicamente nessuno l'ha usata. Anche tu il 14 eri nei pressi di Liliana, ma qual è la differenza tra te e Sebastiano in merito a quel giorno? Che il mio telefono era sempre acceso, no. Quello di Sebastiano era Gabriella, spento. La macchina di Sebastiano il 14 si aggira per Trieste, ma dentro chi c'è? Sebastiano solo la macchina? Non abbiamo mai parlato della moto. Ma la Sebastiano aveva anche una moto, Quale nessun fascicolo si parla della moto, perché lui non ha mai espresso agli inquirenti, quando sono venuti anche il giorno 15, che possiede una moto. Al povero Sebastiano sono sparite delle chiavi di casa, ma Gabriella per caso le hai prese tu? Ma guardi, si vede che in un'altra vita forse sì, non lo so, assolutamente no. Le dirò che l'altro giorno, fra l'altro, su questo mazzo, il padrone di casa ha detto Sergio che Lilli, quando ha preso quell'appartamento in affitto, era un primo ingresso, ok? Però Lilli voleva entrare e quindi la porta di casa gliel'hanno lasciata quella vecchia, quella diciamo originale che era della casa. E quindi lui non hanno ha cambiato la consegnato serratura. solo un mazzo di chiavi. Di solito ci danno 3 chiavi, no? Magari sono 2 persone più quelli di riserva. Ha consegnato solo uno. Quindi dico io, no? Sarebbe molto semplice oggi come oggi, per gli inquirenti che avranno fatto di sicuro questa ricerca, capire che chiavi sono, perché so per certo che, tipo, non so, sono Cisa, indifferente, viene marcato anche che anno sono state fatte. Quindi si vedono se sono lucide, sono opache. Quindi in teoria Liliana doveva avere, mettiamo, le lucide e il marito opaco, o loro due, le lucide, ma poi chi ha detto che hanno fatto una terza? Potevano essere solo 2. Il pomeriggio del 14 hai fatto irruzione a casa di Sebastiano. No, non sono entrata, mi ha chiamato, perché mi ha telefonato alle 17:37. Però- A quanto pare Sebastiano quando ti vede taglia la corda. Sono rimasta male stasera che non c'è. Vabbè, Ma come? magari Dice forse- sempre lei, non dice le cose. Ma come? Perché non si confronta mai? Sono 2 anni e mezzo che abitavamo vicino e lui camminava con la testa bassa. Perché non mi ha Cammina mai con la testa chiamato, non bassa? è venuto su a ragionare? Sebastiano con la testa bassa, ma come fa sempre il galletto? Anche sì, anche sì. Non Anche è tu. remissivo. Io lo considererei in un altro modo. E poi lei sa benissimo che io lo considero un uomo e un marito che disprezzo. Appuriamo le chiavi. Però è la rubrica che manca nel cassetto. Le chiavi che mancano, non è che le ha perse Liliana. Come fa a perdere le chiavi quel giorno se ha quelle di Non quel riserva? giorno. Sto andando via di casa, non trovo le chiavi, minimo, topolini, quelle altre. tutto amore, cicci, ciuccia, e non telefono a mio marito e gli dico, senti, ma ieri sera chi ha aperto la porta di casa? In Io ho invitato studio. anche Sebastiano. Quindi andare Sebastiano, poi insieme, ne parleremo davanti insieme. agli inquirenti, quando vuole. Quello che non gli torna viene qua, Esatto, parliamone magari assieme. settimana Ogni giorno mi vedo questa immagine qua. Ho fatto la colazione con mia moglie, sono uscito, sono andato in macchina, lei è venuta sulla finestra, mi ha salutato col sorriso, con le topoline in mano così. E questa è l'ultima volta che l'ho vista. Non l'ho mai più vista né da viva né da morta. Quello che mi ferisce di più è certe insinuazioni, certe cose che vengono dette su Liliana. Non è possibile che certa gente parli di cose che non sa, perché di Liliana e di me nessuno sapeva niente, sapevano quello che noi facevamo sapere, capisci? Eravamo quasi invisibili. Cosa avevate? Il nostro mondo e le nostre amicizie che comunque ci si frequentava e così. Molti ce l'hanno con te. Ma sì, lasciamo queste cose perché credimi, non mi interessa. Non mi interessa perché sono solo chiacchiere e poi ognuno risponderà di quello che dice. Io non devo temere queste persone. Io sono giudicato da chi di dovere
dagli inquirenti, dalle mie cose, dalla procura. Io fino adesso non sono stato indagato, continuo a vivere. Questo io chiedo, rispetto di Liliana, non fantascienza, non cose che non esistono. Stiamo lì a bombardarli con pensieri, supposizioni, storie, casini, robe così che non servono a niente. L'altra sera, quando ero a quarto grado, c'era vicino a me l'avvocato di parte, gli ho detto: ma scusami, voi di tutte queste cose qua le avrete depositate in procura e a me cosa venite a chiedere? Avete depositato in procura, la procura deciderà, penserà cosa fare. Io ho la lucidità proprio di queste cose qua, figurati. Certamente vado in crisi, vado in tilt, in momenti anche di dolore estremo, perché non ci vuole mica tanto. Comunque la cosa che a me mi ha fatto più soffrire, sentire una persona che dice: io e Liliana avevamo una storia d'amore, lei voleva venire a vivere con me, che doveva lasciarti, e queste cose qua. Cioè io dico a tutte le uomini e donne che mi stanno guardando in questo momento: provate a pensare cosa significa dentro di voi queste parole. Tu vivi con la tua donna, dividi tutte le cose belle, brutte, i dolori, quello e quell'altro, e viene un personaggio che si è inventato una storia d'amore, che non ha la minima prova di quello che dice. Claudio si è inventato tutto? Se lo dice lui, sarà, che so io. Io non conoscevo Claudio e le dico francamente, dopo, logicamente, io non lo conoscevo veramente, dopodiché l'ho imparato a conoscere e so che è la verità quella che dice. Io non conoscevo il signor Claudio, quando il mio compagno Salvatore è venuto a casa quel pomeriggio e mi ha detto: guarda, è successo così, tanto per farla breve, io non mi sono fidata di quello che ha detto Claudio, perché dico: come vado di là con uno che spara sta roba che non so se è vera o meno? E che quando sono andata di là è successo che non mi sono fidata più di là. È diverso, perché innanzitutto remava contro a ogni cosa. Lui ci ha chiamato col mio messaggio, che poi lo ribadisco 3000 volte, non era un messaggio di ansia, di ordine, di angoscia. Ho un messaggio per te, punto, finita. Ed è l'unico a cui lui risponde. Mi chiama giù e dopo viene anche Salvatore giù, dico: ma insomma, se dice sono preoccupato, ma dico: come sei preoccupato? Allora facciamo qualche cosa. No, chiamiamo gli ospedali, no, chiamiamo questo, no, questo no. Insisto, perché dopo dico: dammi sto telefono, perché dice è rimasto là. Fra l'altro dice: sono rimasti i telefoni accesi. Dico: ma perché poi sono rimasti i telefoni di Lili accesi? Eh sì, perché dice: se rimane con la corrente rimangono accesi. Che mi sono sempre chiesta, scusate, ma proprio penso che tutti ve lo siete chiesti. L'iPhone di Liliana con il numero dell'amante, con le telefonate, comunicazioni con l'amante, non ha il PIN. Quello che usiamo come router entrambi c'ha il PIN. Basta far così sull'iPhone. Tac, tac. Lui, quando ci siamo conosciuti, le dico francamente, caratterialmente non siamo mai andati d'accordo. Ma questo può succedere, non è... Lo dico proprio chiaro, ai papale, se loro due avessero avuto una separazione, non si è comportato da uomo. E soprattutto, ma questo è gossip e non voglio in questa sede né in nessun'altra, uscirà quando, come dice lui, quando sarà il tempo uscirà il suo affetto per la moglie. Uscirà. Qua ancora si parla, mi fa sorridere quello che dice Sebastiano, no? Ancora si parla che quest'uomo ancora deve dimostrare che ci fosse una relazione fra lui e Liliana, mi riferisco a Claudio. Ma c'è una consulenza informatica che è una cattedrale gotica che ha portato alla luce messaggi, ti amo. Ci sono testimoni della relazione tra Claudio e Liliana? No, della loro relazione no, perché loro non ne hanno mai parlato di questa relazione. Però voglio aggiungere un'altra cosa: se c'è qualcuno qui che deve dimostrare che la loro invece relazione era idilliaca, era insomma due cuori e una capanna, è proprio Sebastiano.
perché è solo lui che lo dice, lui non perché è indagato, l'albergatrice però. dice che Liliana addirittura cerca di stare in albergo in letti separati, e poi lui confida tanto, dice io confido nella procura, in quello che dice la procura nella richiesta di archiviazione a pagina 6 dice che questo era un matrimonio che era arrivato al capolinea, lo dice la procura, Sì. dice che era evidentemente un matrimonio insoddisfacente, quindi è lui ad oggi che Però ci deve da qui a dimostrare. ipotizzare... E poi un'altra cosa, e ce lo dice Liliana stessa, perché sempre in questa consulenza informatica ricordiamoci che Liliana cercava come divorziare e non si divorzia dagli amanti, si divorzia dai mariti. Quando noi abbiamo, quando ho conosciuto anche Claudio un paio di giorni dopo, forse il venerdì, lui ci ha spiegato che forse Liliana avrebbe potuto andare via 2 giorni, è presente la fuitina, ecco, per ritornare comunque entro, mi sembra cos'era, il sabato, affinché loro coronassero sto sogno d'amore. Infatti tutti noi, aspettavamo, quelli che erano a conoscenza dei fatti, aspettavamo questo famoso 19. Quando è arrivato il 19 le orecchie sono andate così. E anch'io l'ho detto, perché se Liliana doveva andarsene 2 giorni a Trieste in albergo non avrebbe potuto andare, e le spiego perché. Perché devi consegnare i documenti, loro sono obbligati a consegnarli in questura, lo so per certo. Quindi noi abbiamo, dove abitiamo, sono 7 chilometri la Slovenia. In Slovenia, prima che ti chiedano chi sei, dove non sei, quando sei, vai, torni ed è finita là. Ho anche detto, se ha letto forse nelle carte, non so se era solo a voce, che sapevo che lei aveva una cugina. Ho detto che non sei andata anche della cugina, perché no? Ma Sebastiano non sapeva nulla, No, di nulla, e questo è il Cesano. guaio. Ma quando si è parlato che della ricerca di Liliana per Cesana, eccetera, ma siamo sicuri che l'ha fatta lei? Guardi che quel telefono era in entrambi in uso, stiamo attenti. C'era un imbuto? A nostro avviso, se un imbuto mai ci fosse stato, Liliana l'aveva assolutamente superato. Liliana aveva deciso di andare con Claudio, che era il sogno di una vita di questa donna, perché loro si conoscono 42 anni prima e in questi 42 anni non hanno mai perso i contatti. Perché una persona che vuole suicidarsi dice all'amante, a chi che sia, all'amica, a chi vuole, ritarderò di mezz'ora. Dice, senti, oggi non ci vediamo e mi ammazzo come voglio. Mi ammazzo a casa, mi ammazzo in campagnetta, non dico ritarderò di mezz'ora. Abbia pazienza. Seconda cosa, lui non manda messaggi su messaggi. Chiaramente sono abituati che lei chiama, lui sto arrivando, lei non arriva e dice com'è e comincia a scrivere, mandimi un segnale, un modo di scrivere in dialetto, segnalimi perché non ti rispondi, dove sono. Ecco, questi sono messaggi per noi comuni. Alle 14:30 chiama a Salvo. Perché chiama Salvo? Perché una volta anche, mi sembra, adesso non ricordo, le dico francamente, mettiamo il 2019, è risultato nei tabulati che lei dice, scrive un messaggio adesso non posso perché sono con Nasti in bicicletta. Ciò vuol dire che lei ha raccontato più volte che lui con Nasti, che sarebbe il mio compagno, e andavamo tutti e 4 in bicicletta, ok? Quindi lui dice, chiamo Nasti che abita là, quindi è l'unico che può sapere qualcosa se l'ha vista. Lei mi deve spiegare, ma questa non è avercela con Sebastiano, sono cose comuni. Perché lui quella mattina, io credo che avremmo fatto tutti, perché lui non chiama, lui ha detto ho chiamato il mondo, lui non chiama per esempio quelli della cena. Perché scusa, chiedo a quelli dei signori che hanno partecipato alla cena e dico, ma scusate, l'avete vista strana? Vi ha detto qualche cosa che io non so, che poi tutti riferiscono che hanno visto lui strano. Lui nei giorni successivi non ha suonato neanche i campanelli del condominio per chiedere, avete visto forse mia moglie, l'avete vista uscire, avete visto qualcosa? Voi con Sebastiano eravate sempre insieme? No, non eravamo sempre assieme. L'ultima gita l'abbiamo fatta a settembre dopo lungo tempo e le dirò di più, ma non lo stimo adesso dopo quello che è successo. Prima non avevo niente da spartire, uscivamo e basta, non è che devo giudicarlo o considerarlo. Esco con lei tutti e 4 amici, io l'amica e Liliana, le ho detto cosa è successo. Lui parlava di una persona sconosciuta. Però è una persona che lei conosceva. Come una persona che non riconosce più come sua moglie. Sparita sua moglie, sei tu dalle 4 che dici in 4.000 sit che eri preoccupato.
Quindi voi, chiedo a voi proprio, non torna la moglie a casa alle 4, tu sei preoccupato, perché non l'ho detto io, guarda tua moglie è sparita. Quindi tu sei preoccupato. Lei non andrebbe in questura? Non telefonerebbe agli amici della cena ieri sera? Ma perché Sebastiano non ci spiega perché blocca quel numero di Claudio? Perché Sebastiano omette di dire che ha un magazzino? Perché Sebastiano omette di dire che c'ha una moto? Non è un'illazione e non è nulla. E poi deve sempre spiegarmi la storia della fede e dei soldi, perché sono io coinvolta in questo. Sì, Cerchiamo tutti la verità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.